A forza, 11 biscotti. Ecco, ti si da fa. Io certo ti può vedere un po' di compagnia, eh? Poi può stare un po' ci sollevato. Uè, Minacca, cosa sta? Perché? Mangiamo con loro. Oh, grazie, grazie. Perché lato? Per donna Peppina fa brutto. Raffa, e donna Peppina fa brutto. A me dà pure a donna Papina, la roba ci sta. Donna Peppina. A me? Voleva essere lasciata sto a cucinare, Teniamo compagnia a donna Antonetta, mangiamo questo. Obbligatissima. Chi è? Raffa, chi Ci capisco. Volessero mi dare pure a chilla di 3. Signora? Signori del terzo piano? Anna Filomena, che non hai mai avuto nessuno lasciata. Adesso per i primi 30 lire da aspettare un mese. Raffa, metti manifesta. Non si facete un piacere, andate a dare una mano a recitare la parte rindica che non si sente buona. Ma questa brava, 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 ti faccio. Che si ricce, che si ricce. Ci hanno invitato pure a noi. A pranzo? Io no. A mangiare con loro. A pranzo, a mangiare con loro. È la stessa cosa. Ma noi poi pare che andiamo per mangiare. Io mi posso tenere poco compagnia a Antonetto. Che posso capisce. Quando esce a pranzo che fa? Loro mangiano e noi teniamo me. Stenniamo a forchetta e puzzoliamo pure noi una cosarella. Sì, Ossana, dove sta? Ma venghia. Sentite, don Raffaele, da voi proprio non me lo sarei aspettato. Ma che cosa? Eppure, io abito qui al primo piano. Ma che sta? A tutti avete invitato, a me no. Signore, manda a me, a che sto dicendo io? Io mi sono portato morto. Oggi fatto testimone, ci ho portato morto con pesce e non suona per navo. Quello è stato semplicemente per far tenere un po' di compagnia a zia. E come ce la facevano gli altri, la compagnia alla zia ce la potevo fare anch'io. Ma per conto mio, figurate, me la mangiavo voi. Oh, lo vedete, lo dicevo io che era stato un equivoco. Allora grazie. Obbligатissimi. Piuttosto fatemi una cortesia, date una mano a cucinare la parte rinde, perché sennò non mangiamo manco per dopo arrivare. E a mio stomaco mio già si è fatto languido. Subito. Guarda, voi, Insomma, dite, facetemi un piacere, a Don Giovanni, facetemi da 2 litri vivo, facete mettere in frisco. Pronta? Vedi, Qui avete cagnato? non ci trovato a Cagnà, d'altra parte un morto se l'hanno portato per dire alla fine di mano mattina. Piacci conti, che le clienti se ne sono chiusi. E a parte ne pure tu, a chi? Cioè, su quello si va a accertare. Faccio capire, da mangiare pochi pesci pure per me. Grazie! A Romagna, noi mangiano. Asci, si mangia! Ora se pure riuno, tieni vento. Ma chi mi ha dato? Raffaele, che ti passa, papà? E che mi ha passato, sto pensando che dobbiamo essere ricchi. E invece io siamo più pazienti. No, come si dice, un cuore e una capanna. Raffaele, la capanna. Tu mi hai detto sì. Sì, ma se Pasquale lasciava fortuna solo a te o a me, e ma che non lasciato niente a nessuno, che facci? Aumentiamo la razza dei pezzi. Non mi capisco, ma tu non hai avuto 30 lire un mese? E sei arrivato, ma che non ci vuoi niente a mettere nella casa? Uè, amore si passa ancora in due cascino pure. No, là di non sei capace di fare niente. Ma dico io, tu sei il nome visto una ventina di volte. E se non era per questo fatto, noi continuiamo a non darci retta. Ma da dove ti è venuto tutto questo amore? Tu hai pensato a questa cosa? Può fare 3 soldi. E mo che soldi non ce ne stanno più. Che fa? Tu ti sposa a me.
Ma ti sposo. No, no, lasciamo stare a fare. Io non tengo short con l'uomo. O via, zia. Ma pigliai che era ancora giovane e succedette quello che è successo. L'ha già fatto compagnia per 25 anni seguiti. Fino a che io sull'occhio l'hai vista la ricompensa. E beh, guardi che non ho mai faticato per te, mi metto a faticare. Ma piglia la patente e sciaffere. Tu sarai la femmina capace e mi fa pallone a me. Ya, che dici? Mi sposo pure senza lascio. E tu non mi sposi mo, è un guaio di ribbe. Pare che io ne faccio un mistero. E va bene, ammaggia che andiamo a casa, che andiamo a quartiere. Ah. Se mi sei lutta... No, però lui. Ah no, Raffa è pagente, fa brutto. E poi scusate. Fatto. L'assimo pronti. Andiamo, una filomena. E lì, la tutto Qui sola che li parte. Eccomi qua, stiamo qua. Ah. Anzi, ci hai pensato meglio, non mi voglio. No, Raffaele, tengo coppa non li presta 100.000 lire. 100.000! Sta zitto! Oggi pensate a vecchiai, sa pigliata oggi con un vino. Ah sì, quanto sei bella, ah sì. Ah sì, quanto sei bella. Quanto sei bella, ah sì, quanto sei bella. Che bella città. No, Raffaele, ma come mi sa vino? Mi sto qua! La casa sta là! Lasciami due persone lì! Io sì. Dai! Ecco che non posso purtroppo! No, ma c'è un barzamapa, ma... Perché la lascia là? E battene pure tu, non perdere tempo, va. Ecco, io già essere pavò! Ma io già parlo con il principale dove vivo con te. Fatta ferma di mo! Come hai fatto? Ti sta ferma di mo! E fa pure la che è stata. Ti sta ferma di mo! Oh Gesù, ma voi veramente riuscito? Ma Geretta non mi cocca. Vi pazziate. Oggi è 4 sono portata a Pascale. Mi pare come che ancora per mezza casa. Maronna, stanotte non mi faccio dormire, manca a me. Capisco. E non avete potuto venire, manca una parte. Sì, ma rimane non faccio. A cosa che me la già in albergo e chi si dorme qua. Che sarà nata lottata che faccia raggi chiara chiara. Ma non potete chiamare Nannina? È che lasciamo per l'impressione a chiusa la camera e se ne è chiudata da sì. Sì, ma non faccio pure io. No, chiudo a chiave. Ho chiamato un saponare e mi vengono tutte cose. Allora, sta roba non mi fa richiudere. Vedete, quando morì mio suocero... Oh, Fodorino, e non parlaccio è morto. È per dire, no? Date che teneva in da casa, mi succedeva lo stesso fatto posto. Mo veniva sempre a turno. A Roma votava, veniva l'ombra sola. La mattina mi alzo presto per andare al deposito. E invece andavo in cucina per lavare. E io veniva che pigliava l'acqua sotto la fontana. Mi scarfavano poco di caffè. E io veniva che tazzulella in mano che stava pigliando prima in me. Scenevo e l'incontrava a Bascio Palazzo. Poi mi aspettava innanzi al deposito. Saliva in coppo tram, metteva innanzi il maniero. O prima a salire in coppo tram e a far suo biglietto, era mio suocero. Oh, Fodorino, non dici palle. Sì,
Gesù! Era io che voleva a tutto fatto. Ma mi pare strano. Ho venuto là, fermato sotto la porta. Dico no! È stato gli occhi, però. Ma che t'ho fatto? Mi sa cucca che rimane alla canta mattina. Non Antonè, ha dormito. Facite uno su. Quando è questione 2 o 3 giorni finché non trovate casa. Volete niente a noi? Niente, grazie. Ma signor Antonè, chi non ha mai carnevale è morto. E quando uno muore è fornuto tutte cose. Ma voi ho vero credo spirito in individuo che torna in coppa a te. E che poi ne fa più? E poi se oggi proprio se ne chiude che ve ne arriva a fare. Al massimo posso vendere sì 4 scartapelle calassate perché non se l'ha potuto portare. E per ne fa che? Mo che a usurare a fa più? Ma non vive, non mangia, non vestito non se lo fa. Poveri a voi. E sì, ma poveri. Ho venuto là. Arabo l'occhio e vi guarda. Ho venuto come vi guarda, vi guarda, vi guarda, vi fisso. Non potevo! Che sto bene una creatura! Ah già, dici pazienza, Antonè. Felice notte. Felice notte. Che ti dici? Ma che è? Ti dà diritto per una fa mettere a paura. Mamma mia, una figlia mia non facete cerimonia. Io devo cuccare voi pure. Per me, figuratevi. Se volete ne mandate sì, ne posso fare compagnia per tutta la nottata. No, grazie. Non dormire io e non vi faccio dormire nemmeno a voi. Io. E mo è ambres. Uè, vadi a fatto che io mi trattengo poco con donna Donetta. E tu spogliati e coccati. A chi? Io mi metto paura. Ah, che sto vero come cretina. E donna Antonetta che si mette paura pure è cretina. E donna Donetta aveva lo spirito di carnevale. Tu a chi anima mamma da viro. Oh, suocera Don Federica. Mo da siente la scarpunata. Donna Donetta permettete? Accompagna a questo e venga subito. Tanto ma già ne pensano un po' che biancaria, ma porto qua. Io. Oh, Don Ghish! La scema! Madonna, che paura mi hai fatto mettere! Uè! E che vuoi fare? E tu sei voluto a tenere un po' di compagnia. Hanno pensato che ti potevi mettere a paura e sotto la sua. Oh, mamma mia, per dove si tratta? O portone e papa. Sto qua a mezz'ora a cadere. Ha sentito tutto il discorso che ha fatto Federico Trabbiere che la moglie con Sisinelli e la mamma. Io dico che non ho figlio umano ma dormo. E va a te, Raffaele, va? No, non è no. Ah, no, Raffaele, non ti voglio fare brecca a questo con me, sì. Figurati rimane il tuo quartiere, non ho per niente mettere i manifesti. Ma tu non devi essere mia moglie. Ah, già, ma quando? Dopo passato il lutto. Ah. E quando dicete mi può lutto 15 giorni? No, 24. Allora non ce l'ho. 6 mesi. E poi c'è mai sposato. Si sa, se no come mo provo che mi vuoi bene. Ah, sì, è perché se lo posso provare a mamma, scegli e tu proviamo. No, non ti mettere in cerimonie. Ma non c'hai per forza. Non ti posso manco tenere un po' di compagnia. Ah, tenga compagnia, ma tu non ha filumeno, va a te, non ha fe. Ci vediamo domani. Sì, signor, vicino alla posta ambizione.
Ten.